Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Sua Santità Dalai Lama interagisce con 1000 studenti indonesiani. La Cina chiude con l'uso della forza il monastero tibetano nel Gansu. Importante uomo d'affari tibetano e tenuto in custodia cinese, ora è gravemente malato. Parlamentari svizzeri visitano la mostra sul Tibet al museo Anna Goldie in Svizzera. Il rappresentante dell'Office of Tibet Taiwan incontra l'ex presidente taiwanese Chen Shui-bian. Le scuole tibetane in India hanno registrato il 100% dei risultati negli esami della classe decima. Sua Santità Dalai Lama ha parlato del suo impegno nel promuovere l'armonia interreligiosa durante una conversazione con più di 1000 studenti indonesiani mercoledì scorso. L'evento ha avuto luogo per lanciare il Nusantara Dharma Book Festival che si svolge in collaborazione con la comunità indonesiana Kadam Choling. Some say there is God, some say no God. But these simply method. Real aim is we should be more compassionate person, sensible person. So, all major religious tradition, carry ultimately same message and use different philosophy. Le autorità locali della provincia di Gansu hanno rimosso con la forza i monaci e le monache, ordinando loro di spogliarsi e chiudendo un monastero tibetano chiamato Karmar il 31 luglio. Il monastero di Karmar si trova nella cosiddetta prefettura autonoma di Lingsha-hui, che confina direttamente con la prefettura autonoma tibetana di Kanlo. Secondo media cinese, Mingde, il governo della contea di Yongjing ha inviato un gran numero di poliziotti per eseguire lo sfratto dei monaci e delle monache dal monastero. Il tutto è avvenuto alcuni giorni dopo la visita di Xi Jinping in Tibet il 21 e 22 luglio. Secondo i media cinesi, il monastero aveva raccolto e donato oltre 300.000 yuan per il fondo di soccorso Covid-19. Questo ha attirato l'attenzione del governo locale, che ha chiesto poi al monastero di condividere equamente le sue ricchezze con il governo. Quando la comunità monastica si è rifiutata di farlo, le autorità locali sono arrivate in borghese per isolare il monastero. Dorji Tashi, uno degli uomini d'affari più ricchi del Tibet e membro del Partito Comunista dal 2003, che sta scontando l'ergastolo nella prigione di Dapchi a Lhasa, sembra trovarsi in gravi condizioni di salute. Dorji Tashi, proprietario del famoso Yak Hotel di Lhasa, è stato arrestato dopo le proteste del 2008 con il sospetto di aver fornito supporto ai manifestanti tibetani e per aver presumibilmente fatto donazioni alla comunità tibetana in esilio. È stato accusato di frode sui prestiti. Il Centro tibetano per i diritti umani e la democrazia ha riferito che dopo la sua condanna le autorità cinesi hanno sequestrato le proprietà di Dorji Tashi, tra cui 530 milioni di yuan, e hanno rivelato il famoso Yak Hotel e un altro hotel di sue proprietà a Shigatse. I membri del gruppo parlamentare svizzero per il Tibet hanno visitato la mostra intitolata Fuga dal Tibet al museo Anna Goldie in Svizzera domenica scorsa. La mostra presentava fotografie di tibetani scattate dal famoso fotografo svizzero Manuel Bauer e dal fotografo svizzero dello Sri Lanka Sasi Subramaniam. La mostra ha illustrato la resistenza e resilienza del popolo tibetano dopo l'esilio. Il museo ha anche ospitato un evento culturale e una sessione interattiva con i fotografi. Il Tibet Bureau di Ginevra ha pianto la scomparsa della sostenitrice del Tibet, la svizzera Ama Astrid Marquis, deceduta il 1 agosto all'età di 78 anni. Ama Astrid Marquis, svizzera, ha dedicato la sua vita al Tibet, compreso il sostegno alla scuola del monastero di Seragé. Lo staff del Tibet Bureau di Ginevra, Sonam Terchin, il presidente dell'Associazione per l'amicizia svizzera tibetana Thomas Buckley, i sostenitori del Tibet e i membri della comunità tibetana di Losanna e Ginevra hanno partecipato alla cerimonia funebre lunedì scorso. Il rappresentante Bawa Kelsang Gyatsen dell'ufficio del Tibet con sede a Taiwan ha incontrato Chen Shui-bian, ex presidente di Taiwan, nella sua residenza martedì scorso. Il rappresentante Kelsang Gyaltsen lo ha aggiornato sulla politica del Tibet e sulla legge di sostegno approvata dal governo degli Stati Uniti sul Tibet. Ha anche informato l'ex presidente circa la recente elezione del Sikyong, sul significato del termine amministrazione centrale tibetana, sul quarto impegno di Sua Santità Dalai Lama,
rinascita dell'antica saggezza indiana, e sulle iniziative dell'Office of Tibet Taiwan, in particolare sui libri pubblicati in lingua cinese dalla Ganjong Printing Press sul Tibet e su argomenti legati al Tibet. L'incontro è stato facilitato dal membro taiwanese del Parlamento Kuo Kuo-wen, che ha promesso sostegno per risolvere le difficoltà incontrate dagli studenti tibetani circa la durata dei visti e sul certificato di identità tibetano. L'ex presidente ha anche esortato il membro del Parlamento ad estendere il suo sostegno e la sua assistenza sulla questione. Le scuole tibetane hanno registrato un risultato del 100% negli esami della 10ª classe, battendo tutti i record dell'anno scorso. Il Central Board of Secondary Education ha pubblicato i risultati degli esami della 10ª classe martedì scorso. Ci sono 1226 studenti della classe 10ª provenienti da 27 scuole tibetane in India. La percentuale media di quest'anno è di 62,87, che mostra un leggero aumento dello 0,49% rispetto al risultato dell'anno scorso. Inoltre, 29 studenti di 10 scuole hanno ottenuto oltre il 90% e 10 di loro hanno ottenuto oltre il 95%. 4 studenti tibetani della Tibetan Home School Mussoorie e 2 studenti tibetani della Sambota Tibetan School di Bailacuppe riceveranno quest'anno il Sikyong Excellence Award. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.